Assessore, siamo in un laboratorio che rappresenta un ulteriore innovazione, un ulteriore step della riforma sanitaria e quindi vediamo anche tante cose tangibili. Sì, era uno degli obiettivi che ci eravamo dati, centralizzare le attività di laboratorio nei tre hub, e adesso Trieste ha fatto un passo importantissimo. Questa innovazione tecnologica, vediamo macchine di altissimo livello che ovviamente non si possono replicare ovunque, e centralizzare qua tutta una serie di esami vuol dire standardizzare la qualità, cioè dare qualità più alta a tutti i cittadini, e questo ci permette anche di dare dei servizi importanti come i referti online e tutta una serie di attività che agevolano la vita del cittadino. Ma la cosa più importante è stato il lavoro che hanno fatto i professionisti per arrivare a questo livello oggi qui a Trieste, un laboratorio unificato che darà le risposte importanti. Il cittadino non si deve accorgere di dove va la sua provetta, ma sa che può avere nei tempi brevissimi una risposta di altissima qualità. Importante, ci è voluto il consenso di tutti i professionisti e soprattutto una tecnologia molto avanzata e i sistemi informativi che funzionano. In questo caso si sono realizzate tutte le condizioni e devo dire che andiamo avanti con l'innovazione tecnologica, con l'innovazione organizzativa che abbiamo tanto voluto per migliorare la sanità della nostra regione.